Sì, una tragedia autentica, oltre 5.000 morti, 350.000 profughi e penso anche a tutta l'azione che hanno fatto le forze titine, le foibe, tutto quello che è accaduto. Penso che sia la storia di una tragedia che non deve mai più accadere, ma la storia anche di un popolo, di un esodo, di una vera e propria diaspora degli istro-dalmati che poi noi abbiamo ospitato assieme al Friuli Venezia Giulia, ma anche altre comunità italiane anche all'estero. Hanno perso tutto, le loro case, i loro affetti, hanno perso tutto e quelli che sono rimasti lì hanno perso anche la loro identità, nonostante ancora si parli veneto in alcune città dell'Istria, però comunque sono stati costretti in quegli anni, stiamo parlando del 47, il 10 febbraio del 47 la firma dell'accordo, ma diciamo le persecuzioni sono iniziate nel 41, hanno veramente dovuto rinunciare anche al fatto di essere veneti. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.